Assessore, il gigante si è messo in moto. Sì, questo è l'importante, perché fino ad oggi abbiamo giocato a bordo campo, abbiamo lavorato oltre 5 anni per arrivare a questo risultato. Adesso bisogna raccontare di questa opportunità, raccontare al mondo che c'è un'opportunità straordinaria in 2 aree del Veneto logisticamente attrezzate come Porto Marghera e il Polesine, dove ci sono delle agevolazioni finanziarie pazzesche e delle semplificazioni normative e amministrative davvero importanti. Sappiamo quanto sia fastidioso per un imprenditore il peso della burocrazia. Ecco, uno degli elementi della ZLS del Veneto è che riduciamo i minimi termini della burocrazia. Dall'altra parte ci sono 80 milioni di euro di credito imposta in disponibilità delle nostre imprese, per cui non ci sono controindicazioni, questa è un'opportunità unica e irripetibile. Ecco, soprattutto per un territorio come il Polesine, che è sempre un passo indietro, invece questa volta può diventare protagonista di una nuova fase di sviluppo e crescita. Io ci credo, ed è il motivo per cui ho lavorato 5 anni per arrivare a questo risultato. Io credo che questo sia la possibilità più importante che può avere il Polesine per mettersi al passo con il resto delle altre aree produttive del Veneto.